Eder. Mech. Pallister. Il caso Resinovic non si è mai fermato e oggi corre su due binari paralleli. Da una parte un esperimento scientifico avviato negli Stati Uniti per verificare con metodo quanto sia plausibile l'ipotesi del corpo conservato a freddo. Dall'altra il capitolo tecnico-informatico sui video della GoPro di Sebastiano Visintin, su cui la difesa ribadisce che non ci fu alcuna manipolazione. Due fronti che toccano il nervo scoperto dell'inchiesta: la data della morte e la ricostruzione puntuale degli spostamenti del marito nel giorno della scomparsa. L'innesco del nuovo filone scientifico arriva dalla collaborazione con Noemi Procopio, scienziata forense e docente all'Università di Lancaster e tra le massime esperte internazionali di microbioma cadaverico. La successione dei microbi che colonizzano il corpo e anche il suolo dopo la morte. Un indicatore che negli ultimi anni sta diventando un vero orologio biologico per stimare intervalli post-mortali e condizioni di conservazione. Proprio su questo terreno Procopio ha coinvolto un team con sede tra Michigan e Colorado che a proprie spese sta impostando un esperimento mirato sul caso Liliana. Il progetto è semplice nel disegno e ambizioso negli obiettivi. Lavorare su 4 cadaveri per replicare il più fedelmente possibile lo scenario in cui il 5 gennaio 2022 venne ritrovato il corpo di Liliana nei boschetti dell'ex OP. I corpi verranno vestiti con capi analoghi a quelli della donna e, dettaglio non secondario, saranno utilizzati anche sacchetti come quelli rinvenuti sulle sue spoglie. A 2 cadaveri in un luogo chiuso non divulgato sarà applicata una procedura di congelamento. Gli altri 2 saranno invece esposti a condizioni climatiche simili a quelle registrate nei giorni del ritrovamento, con freddo intenso ma senza congelamento artificiale. Il periodo di osservazione durerà quasi 3 settimane. È l'intervallo che separa il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa, dal 5 gennaio, giorno del rinvenimento. Terminata la simulazione temporale, i corpi verranno analizzati giorno per giorno in modo morfologico e con tamponi orali. I profili microbici raccolti saranno confrontati con quelli riscontrati sul corpo di Liliana. L'obiettivo dichiarato è fornire indicazioni più precise sulla data della morte e verificare quale scenario, congelamento o semplice esposizione al freddo ambientale, si avvicini di più al quadro reale. Per Raffaele Barisani, medico legale consulente della difesa di Sebastiano Visintin, si tratta di uno studio che può aprire scenari nuovi e comunque vada dare un contributo alla medicina medico-legale. Se i risultati mostreranno un allineamento con i microbi riscontrati su Liliana, l'ipotesi della conservazione a freddo acquisterebbe ulteriore dignità scientifica. Se invece la curva microbica dei campioni ambientali coincidesse con quella reale, l'ipotesi del congelamento verrebbe depotenziata. In ogni caso, è un tentativo di portare numeri e laboratorio in un dibattito rimasto finora intrappolato tra deduzioni contrapposte. Il punto è noto. I primi consulenti della Procura, il medico legale, primo perito dell'autorità giudiziaria, e il radiologo forense Fabio Cavalli, autoptisti sulla salma, indicarono in relazione che la morte di Liliana fosse avvenuta tra le 48 e le 60 ore prima del ritrovamento. Una finestra che collocherebbe il decesso a ridosso del 3 gennaio. Questo dato però si scontra con altri elementi emersi in seguito: contenuto gastrico, parametri tanatologici, segni compatibili con pratiche igieniche, che hanno portato il secondo team di consulenti nominati dalla Procura, guidato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, a sostenere una tesi opposta. Liliana sarebbe morta il giorno stesso della scomparsa, entro 4 ore dalla colazione, quindi prima di mezzogiorno del 14 dicembre. La PM, oggi titolare del fascicolo, Ilaria Iozzi, ha concentrato per questo la lente investigativa sulle ore del mattino di quel giorno. Nella sua relazione la professoressa Cattaneo è esplicita. Stante le evidenze attualmente disponibili, non si ravvede alcun elemento tecnico, neppure lontanamente suggestivo di un congelamento o di uno scongelamento del corpo. Restano però dubbi diffusi, anche fra consulenti di parte dei familiari, sulla permanenza del cadavere per 20 giorni nel boschetto. Dubbi che l'esperimento oltreoceano punta a sciogliere con dati replicabili. Il secondo binario riguarda la tecnologia. La difesa ha messo in fila, con un memorandum dell'ingegnere informatico forense Michele Vitiello,
il percorso già compiuto dalla Polizia di Stato su video, metadati e geolocalizzazioni della GoPro utilizzata da Sebastiano Visintin la mattina della scomparsa. La posizione della difesa è netta. I video del 14 dicembre 2021 non sono stati manipolati, non sono cambiate date e orari, non ci sono tagli, è fuori discussione che in quell'arco temporale Visintin abbia compiuto in bicicletta quel tragitto. Cronologia alla mano. Il 14 gennaio 2022 Visintin consegna alla squadra mobile il proprio telefono, sul quale è installata l'app GoPro Quick, utile a gestire e archiviare i file. La mobile verifica i metadati dei filmati. Data e ora sono coerenti, nessuna anomalia. Un riscontro ulteriore arriva dalla configurazione dell'app, agganciata alla rete. La sincronizzazione automatica dell'orologio tramite internet, sottolinea Vitiello, non consente modifiche manuali ex post ai timbri temporali già registrati. Non basta. Gli investigatori incrociano i video con i tabulati e la rete di celle, dove sullo schermo si muove la bici, sulle mappe telefoniche compaiono agganci compatibili. Il 13 giugno 2023 il GIP Luigi Dainotti respinge la richiesta di archiviazione e dispone nuovi accertamenti, questa volta demandati alla polizia postale. Il 14 giugno viene sequestrata la GoPro. La sera precedente la scheda di memoria risulta formattata. Quella card, precisa Visintin, era nella sua disponibilità e l'aveva riutilizzata su altri dispositivi sovrascrivendo i contenuti. La postale ripercorre comunque tutti gli step già eseguiti dalla mobile, rianalizza il materiale agli atti, quello acquisito fin da gennaio 2022, e nelle conclusioni pone nero su bianco che c'è coerenza con le dichiarazioni dell'indagato, nessuna manipolazione dei file. La procura, su questo specifico capitolo, non chiede ulteriori approfondimenti, mentre ne dispone su altri fronti dell'indagine. La linea dei legali di Visintin, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, è conseguente. Sono sconcertati e rammaricati per l'uscita di notizie parziali che alimentano suggestioni, gettano fango sugli inquirenti e sull'unico indagato e rischiano di riscrivere a colpi di insinuazioni ciò che è stato già verificato 2 volte. Prima dalla mobile, poi dalla postale, sugli spostamenti dell'uomo e sull'integrità dei file. Il punto, martellano, è che la catena tecnica regge, metadati coerenti, orologi sincronizzati in rete, agganci telefonici compatibili, assenza di tagli. Se si mettono insieme i 2 binari, il quadro investigativo si sposta su un terreno più oggettivo. Sul lato biologico, i ricercatori americani cercheranno di capire quale firma microbica lascia un corpo vestito e imbustato, tenuto per 3 settimane in un ambiente naturale freddo rispetto a uno congelato e poi esposto. Sarà un confronto diretto con i profili prelevati su Liliana e sul suolo del ritrovamento, da cui ricavare un'indicazione più solida sull'intervallo post-mortale. Sul lato digitale, la ricostruzione del tragitto della mattina, attestata dai video della GoPro e confermata dagli incroci telefonici, rimane, allo stato degli atti, il tassello tecnicamente più stabile del mosaico. Resta la domanda che muove tutto. Dov'è trascorso il tempo tra la scomparsa e il rinvenimento? Se l'esperimento sul microbioma dovesse escludere firme compatibili con il congelamento, la tesi della morte nel giorno stesso e del lungo occultamento nel boschetto tornerebbe in primo piano con maggiore forza. Se invece emergessero pattern compatibili con un corpo mantenuto a basse temperature o con uno spostamento post-conservazione, si aprirebbero scenari nuovi sulle ore e sui giorni successivi al 14 dicembre. In entrambi i casi, la discussione si sposterà finalmente da suggestioni e contrapposizioni a misure ripetibili, protocolli e dati. Fin qui i fatti. Da un lato un laboratorio che proverà a misurare l'imponderabile, abiti, sacchetti, freddo naturale contro freddo artificiale e i microbi come testimoni. Dall'altro i bit della GoPro e degli smartphone, già sottoposti a doppio controllo, che raccontano un percorso in bici e un orologio digitale che non mente. È su questi 2 piani, biologia e informatica forense, che passerà il prossimo snodo del caso Resinovic. Tutto il resto è rumore di fondo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.